Telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Come ogni domenica staremo assieme fino alle 13:30 con tutte le notizie di cronaca, l'attualità, gli aggiornamenti di questa giornata di festa che coincide anche con quella di chiusura di questo lungo ponte del 2 giugno. Ma cominciamo subito con la cronaca che ci porta a Volpago del Montello nel Trevigiano, in via Fra Giocondo, dove nella tarda serata di ieri i carabinieri all'interno di una chiusa del canale Brentella hanno ritrovato il corpo senza vita di una 91enne del posto. A lanciare l'allarme è stata la badante convivente che non vedendo in casa l'anziana ha prima allertato alcuni conoscenti, i quali dopo aver ripercorso il tragitto a piedi trovavano sul posto proprio i carabinieri che erano e quindi sono venuti proprio in quel momento a conoscenza del ritrovamento purtroppo del corpo della donna. I primi accertamenti effettuati escludono ipotesi di morte violenta. La salma dell'anziana è stata comunque trasportata all'ospedale di Montebelluna ed ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed ora andiamo nel veneziano perché c'è molta allarme relativamente allo spaccio di sostanze stupefacenti, spaccio e consumo di droga in particolare a Mestre. Ieri è stato convocato d'urgenza un comitato ordine e sicurezza pubblica in prefettura, al quale hanno partecipato anche i servizi sociali del comune e dell'azienda sanitaria. Combattere la piaga dello spaccio e del consumo di stupefacenti a Mestre non solo sul fronte della repressione ma anche della prevenzione. Al tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Venezia Michele Di Bari, si parla di uno sforzo straordinario che porti a dei risultati concreti e ad una maggiore visibilità per evitare il fenomeno del consumo negli androni dei condomini o su strada. Da un lato sarà quindi ulteriormente aumentata l'intensità dei controlli di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Dall'altro verranno attivati tavoli tecnici con i servizi sociali del comune e dell'azienda sanitaria. Purtroppo ormai sono anni che assistiamo a scene in cui i tossicodipendenti si bucano esattamente alla luce del sole. Io ieri sera alle 6:30 sono uscita da qua e abito al Parco del Piraghetto, cioè ogni 5 metri c'era un pusher, ormai li conosciamo. Per quanto riguarda i decessi abbiamo un numero di casi che variano tra i 60 e 70 all'anno, qualche caso fino anche a 100 e un aumento sì certamente c'è stato in questi ultimi anni legato alla grossa diffusione purtroppo degli stupefacenti. Le voci raccolte a Mestre parlano di un'emergenza senza fine. Nelle ultime ore un quarantenne è stato trovato in casa senza vita, vittima di una probabile overdose. Su una morte legata al consumo di droga starebbero propendendo anche gli accertamenti sul decesso dello studente 22enne spirato la settimana scorsa nell'appartamento che divideva con altri universitari. Persino una bimba di 9 mesi è risultata positiva agli stupefacenti dopo che la madre tossicodipendente era stata fermata dalla polizia. E per l'opposizione in Consiglio Comunale lo spaccio e il degrado a Mestre devono essere affrontati in maniera diversa, con politiche innovative e più servizi sociali, perché dicono la repressione non basta. Spaccio e morti per overdose. La droga nel quartiere di Via Piave non accenna a diminuire, un problema cronico che preoccupa residenti, amministrazione comunale, forze dell'ordine. Per l'opposizione in Consiglio Comunale servono politiche innovative. È chiaramente un problema che va governato. Per questo servono più politiche sociali e più prevenzione, come ha chiesto anche il questore Mascio Pinto. In quest'ottica, ancora un anno fa, ho chiesto che il Comune di Venezia aderisse ad Elide, l'associazione, la rete di enti locali per le politiche innovative sulle droghe, una rete per scambiare buone pratiche e comunicare tra città con problemi analoghi nel governo della gestione del consumo e dello spaccio delle droghe. Sulla gestione della sicurezza il consigliere Giovanni Maria Martini rincara la dose.
affrontare un problema così grave solo attraverso una politica repressiva si è dimostrato negli anni un fallimento totale. Tanti cittadini ci fermano per strada, afferma Martini, dicendoci che hanno paura ad uscire. La situazione è sempre più invivibile. In città servono servizi sociali adeguati alla grave situazione. Com'è possibile non intervenire in modo diverso? Com'è possibile non riattivare quei servizi sociali che erano il fiore all'occhiello di questa amministrazione? Com'è possibile non vincere quella passività sociale che è alla base di questo problema? Perché le strade vuote, le strade che non si animano di attività, le attività economiche che chiudono, l'impossibilità di agire anche culturalmente e socialmente sul luogo, la passività sociale è una delle cause fondamentali per il degrado che stiamo vivendo a Mestre e a Venezia. Infine la stoccata di Martini: per affrontare il problema bisognerebbe lavorare in squadra. Siamo sempre stati esclusi però da ogni tipo di discussione. E torniamo ora a parlare della condanna di Massimo Zen, ex guardia giurata, condanna dopo la pronuncia della Cassazione, ormai diventata definitiva. È a casa con la sua compagna in attesa nelle prossime ore dei carabinieri che lo porteranno in carcere. Massimo Zen, 52 anni, di Cittadella, è la guardia giurata che nell'aprile del 2017 uccise un giostraio che con 2 complici stava fuggendo in auto inseguito dai carabinieri dopo aver messo a segno una serie di colpi nel bancomat della zona. Il ranger mise l'auto di traverso e quando i banditi puntarono su di lui per investirlo esplose 3 colpi, uno dei quali uccise il rapinatore. Nei giorni scorsi la Cassazione ha confermato la pena di 9 anni e 6 mesi per omicidio volontario. La Procura Generale aveva chiesto di annullare la condanna e rimandare il caso ai giudici d'appello perché l'evento si sviluppò nel contesto di un'attività illecita, scrisse, seppur rischiosa, che aveva determinato una situazione che imponeva una reazione. Zen, oggi intervistato dal Corriere del Veneto, si dice deluso dalla giustizia che non ha tenuto conto della situazione nella quale si era trovato ad operare, deluso dall'azienda, aggiunge, per la quale lavoro, che dopo avere promesso sostegno mi ha lasciato a spasso appena mi è stata tolta la possibilità di lavorare, con il risultato che da 1 anno e mezzo tiro avanti con l'assegno di disoccupazione. Dice Zen, è deluso, osserva, anche dalla politica. Nei giorni seguenti la sparatoria, sostiene, diversi politici dichiararono ai giornali la loro solidarietà nei miei confronti. Eravamo in periodo elettorale, ma nel giro di breve la loro vicinanza non si è fatta sentire. E a chi gli chiede se lo rifarebbe, Zen risponde senza esitare: no, considerando le leggi che ci sono in Italia, oggi mi girerei dall'altra parte. Ad 1 mese esatto dall'inizio del processo per la morte di Mattia Battistetti, deceduto sul lavoro a soli 23 anni, la famiglia invita tutti, in particolare i giovani, ad essere presenti in aula o al presidio che verrà organizzato davanti al Tribunale di Treviso. I genitori del giovane hanno fondato un'associazione che si batte per porre fine al dramma degli incidenti sul lavoro. Fra 1 mese giusto saremo in aula per il dibattimento e ci saranno 6 imputati. Dopo il rinvio a giudizio dei 6 imputati inizierà il 3 luglio prossimo il dibattimento per la morte di Mattia Battistetti e la famiglia chiede che in occasione del processo ci sia una grande mobilitazione. Aveva solo 23 anni Mattia quando il 29 aprile del 2021 è morto schiacciato da un carico sospeso di 15 quintali staccatosi da una gru nel cantiere nel quale lavorava a Montebelluna. Chiediamo a chi ha la possibilità di starci vicino, di essere in aula oppure nel sit-in che verrà organizzato fuori dal tribunale. Faccio un appello anche ai giovani, le scuole adesso sono chiuse, Mattia era uno di loro e quindi chiedo anche a loro se possono presenziare, è una cosa molto gradita da parte nostra. In questi 2 anni la famiglia del giovane, mamma Monica, papà Giuseppe e la sorella Anna, non hanno mai smesso di chiedere giustizia per il loro Mattia, ma anche per tutti quegli altri Mattia che escono di casa per andare al lavoro e non fanno più ritorno. I Battistetti hanno fondato un'associazione e si battono per porre fine alla piaga degli incidenti sul lavoro, perché la morte di Mattia non sia vana.
ed in questo hanno trovato il supporto di tante persone che li stanno sostenendo, sconosciuti fino a prima della tragedia, che ora condividono con questa famiglia la battaglia. Mamma Monica legge tra i molti il messaggio inviatogli da un operaio toscano. Per fermare questo triste bollettino di guerra sul lavoro ci vuole l'impegno di tutti. Sosteniamo la famiglia di Mattia, collaboriamo e partecipiamo alle iniziative indette dalla loro associazione affinché il sacrificio di Mattia non sia stato vano. Cordiali saluti, Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico di Firenze. Anche tutta questa solidarietà dà a questa famiglia la forza di andare avanti e di continuare a credere nella giustizia. Siamo fiduciosi e questo appello lo vorrei estendere anche a chi si trova nella nostra stessa situazione, di contare, perché è importante essere fiduciosi e credere nella giustizia. Afrim Maksuka e Valmir Gashi, zio e nipote kosovari di 51 e 52 anni, accusati dell'omicidio a Fiera, a Treviso, del 52enne Rajip Kolgeci lo scorso 12 novembre, potrebbero dover ritornare in cella. Il Tribunale del riesame infatti ha annullato l'ordinanza con la quale il GIP aveva disposto la carcerazione di Maksuka, poi è andato ai domiciliari come Gashi con l'utilizzo del braccialetto elettronico. Per il GIP erano venute meno le esigenze cautelari. Sarà ora la Cassazione a pronunciarsi sulla decisione del Tribunale del riesame. Fino ad allora i due indagati rimarranno ai domiciliari. L'eventuale ritorno in carcere quindi non avverrebbe prima dell'autunno. A Varago di Macerata, ora ancora nel Trevigiano, per l'omicidio del giovane Aymen Ad Benameur. A distanza di meno di un mese dall'accaduto, gli amici hanno dedicato un albero diventato luogo di riflessione anche per gli adulti contro questa assurda violenza. Vediamo. Quando viene qua, cosa pensa? Penso tante cose, che la gioventù è messa male per colpa degli adulti, perché se si tiene i ragazzi più fermi, con meno soldi in tasca, penso che sia meglio. Riflessioni di una nonna che quasi ogni giorno passa accanto al parchetto, dove quasi un mese fa il 18enne Elia Fiorindi ha accoltellato mortalmente il 17enne Aymen Ad Benameur per questioni di soldi e droga. Una vicenda che qui il tempo sta già cancellando, con i segni sull'asfalto che stanno sparendo e il tendone della sagra in fase di smontaggio. Sarà per questo che, spontaneamente, è nato l'albero di Aymen. Qui, soprattutto la sera, i giovani che lo conoscevano si ritrovano. Hanno portato 2 panchine, dei fiori, dei lumini. Chi li osserva racconta che parlano tra di loro, fumano qualche sigaretta lasciata sul posacenere e guardano la foto che hanno appeso in ricordo del loro amico. Qualche ragazza ha lasciato anche un peluche per non dimenticare né la morte di Aymen né Elia, che ha compiuto un gesto che ha cambiato per sempre il corso della sua vita. Una storia che divide il borgo tra chi vorrebbe semplicemente dimenticare e chi invece spera serva da lezione per la coscienza di tutti. Hanno coscienza anche poca, perché se questo che è morto, l'altro avanzava soldi, allora non ti do niente e basta. Non dovevano fare questo. Peraltro io, guardi, sono italiana, ho vissuto anche fuori all'estero, per mia disgrazia sono tornata in Italia, maledetta quella volta. Ecco, le dico questo sinceramente di cuore. Ho vissuto su un paese che i miei figli sono andati a vedere, hanno detto mamma eri su una miseria peggio di qui, ma almeno là si voleva più bene. Ero abitata in Francia. A Padova ora torniamo sull'episodio costato la vita l'altro giorno ad un'anziana investita dal camion dei rifiuti. La procura di Padova ha aperto un'inchiesta e potrebbe chiedere una perizia. La procura di Padova ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale sulla vicenda dell'anziana travolta e morta poche ore dopo in ospedale. La tragedia era avvenuta in via Forlanini, zona residenziale nell'area di Padova 2000. La donna, Shulamit Ghinosar, 82 anni, che viveva nel quartiere, nata in Israele ma residente a Padova da 25 anni, è stata investita dal camion della raccolta rifiuti entrata nell'area condominiale in retromarcia. Il PM Giorgio Falcone sta valutando l'ipotesi di ricorrere a una perizia per ricostruire la dinamica dell'incidente, se l'autista non abbia visto la donna o se ci sia stata qualche procedura non rispettata.
Secondo una prima ricostruzione, il marito la stava aspettando in auto, lei stava rientrando in casa dove aveva dimenticato il telefono. A bordo del camion c'erano 2 persone che subito si sono fermate, ma le condizioni dell'anziana sono apparse disperate. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari avevano tentato invano il trasporto in ospedale, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. In ospedale, in stato di shock, era stato portato anche l'uomo alla guida del camion, un 40enne residente nel Veneziano. Il mezzo appartiene a una cooperativa di Comacchio che lavora in appalto per la municipalizzata di Padova. Le indagini sono condotte dalla polizia locale. Torniamo ora sull'altopiano di Asiago, comunità sotto shock dopo la morte del giovane Riccardo Baù, 30 anni, deceduto in seguito allo scoppio di un ordigno bellico murato appunto nella sua abitazione durante dei lavori di ristrutturazione. Morire per un ordigno conficcato in un appartamento veramente è inverosimile, è inverosimile. Non trova pace la comunità di Stoccareddo dopo la morte di Riccardo Baù, ucciso da un'esplosione giovedì mattina mentre aiutava il padre e il fratello in alcuni lavori di muratura nella loro abitazione di via Colfuste. Un tubo che nascondeva al suo interno dell'esplosivo, quello tagliato accidentalmente da Riccardo, un'amara sorpresa che il 30enne ha pagato con la vita. Quello che è accaduto al giovane Riccardo Baù ha dell'inverosimile, inverosimile perché chi va a pensare, chi va a immaginare che in una casa come quella purtroppo dove è accaduta questa tragedia fossero annidate ben 2 bombe. 2 bombe, o meglio 2 torpedi Nebettica, potenti ordigni della Prima Guerra Mondiale che ora lasciano l'intera frazione di Stoccareddo col fiato sospeso. Adesso c'è da mettere in sicurezza in primis ovviamente quella casa togliendo l'altra bomba e soprattutto capire quanto questa vecchia usanza sia oggi ancora letale all'interno di alcune case di Stoccareddo. E adesso diventa un problema capire come monitorare e mettere in sicurezza tutte quelle abitazioni risalenti a quel periodo che magari potrebbero essere ancora oggi interessate con qualche bomba all'interno, perché veramente non si può morire in questo modo. Dopo mesi di stop torna in azione il cosiddetto ladro ninja. Il sindaco di Mussolente invita i cittadini a prestare la massima attenzione. Allarme furti in abitazione a Mussolente, torna in azione quello che nei mesi scorsi era stato battezzato il ladro ninja. Abiti total black con tanto di cappuccio, aveva compiuto decine di colpi nell'area della Pedemontana ed era sparito da qualche tempo. Ora è sceso a Mussolente colpendo soprattutto nella zona a nord del comune. La metodologia è sempre la solita, quindi il buco sulla finestra, questo gira in bici con uno zainetto e quindi è da fare molta attenzione anche durante il giorno, perché molto probabilmente questo ladro seriale si cerca, diciamo così, la preda, quindi la casa, durante la giornata. Sui social è subito scattato l'alert con tanto di immagini della modalità d'azione del ladro seriale divulgate da alcune delle sue vittime. Il sindaco dal suo canto è in stretto contatto con i carabinieri e invita la cittadinanza a chiamare le forze dell'ordine. Bisogna che la gente collabori con i carabinieri e altre forze di polizia evidentemente, al fine di riuscire a dare i giusti dettagli di quello che può essere anche una cosa diversa da quello che normalmente nella quotidianità succede. Per chi è dotato di sistema di videosorveglianza poi... Il consiglio è quello di tenerle aperte evidentemente anche tutta quanta la notte e di ritagliare quei frame che servono anche alle forze dell'ordine per incastrare questo delinquente, perché lo chiamiamo col proprio nome, che sta creando paura in tutta la zona. Probabilmente alle ore contate. Gli inquirenti stanno chiudendo il cerchio su questo. Nel bellunese ora riconosce d'essere a tu per tu con dei malfattori e riesce a metterli in fuga grazie ai preziosi consigli ricevuti durante una conferenza organizzata dai carabinieri. È accaduto qualche giorno fa a Limana.
Pochi giorni dopo una conferenza fatta a Limana, una signora anziana di quel territorio ha ricevuto la fatidica telefonata del truffatore. Immediatamente, avendo partecipato alla conferenza, ha intuito il problema, ha chiamato il 112 e questo ci ha consentito di mettere in fuga i truffatori da quel territorio. La goccia scava la pietra, si può senz'altro dire mutuando il proverbio latino che esorta alla pazienza e alla perseveranza per ottenere qualunque risultato. Il caso di tentata truffa ai danni di un'anziana sventato a Limana è un risultato importante per i carabinieri del comando provinciale di Belluno, impegnati da diverso tempo in tutto il territorio con un sistema di prevenzione che comincia a dare i suoi frutti. È un modo nuovo e alternativo per parlare di un problema sociale importante come quello delle truffe alle fasce più deboli, e anche lo spettacolo teatrale che andrà in scena stasera a Mel, realizzato con la collaborazione dei Carabinieri di Torino. È una bellissima iniziativa, siamo contenti che l'Arma dei Carabinieri abbia collaborato nella realizzazione di quest'opera, abbia seguito il copione per proteggere una delle categorie, definiamola debole, della nostra società, che merita tutela e attenzione da parte di tutti noi. Il gatto e la volpe sono sempre in agguato anche nel bellunese, pur se i numeri non sono da emergenza, l'attenzione resta sempre alta. Nell'ultimo anno abbiamo avuto nel territorio della provincia di Belluno 9 truffe condotte a danno di anziani, di cui 4 sono state portate a termine con la scusa del finto carabiniere. Devo dire che la risposta istituzionale è stata forte. Nell'ultimo anno 9 le persone denunciate per truffe in danno di anziani. Parallelamente, in collaborazione con le associazioni del territorio, sono state avviate iniziative di sensibilizzazione e di informazione. Ma abbiamo incontrato nel corso di circa 15-20 conferenze oltre 1 migliaio di anziani di tutto il territorio provinciale. È stata una importantissima esperienza, perché anche una sola vittima in più è un problema che vogliamo risolvere prima che si verifichi. A Vicenza ora decine di scritte Novax hanno imbrattato la città nel fine settimana, in particolare colpito l'ospedale di San Bortolo. Sentiamo il nuovo sindaco Possamai. Preoccupano molto le scritte che sono comparse ancora una volta di matrice Novax, stavolta addirittura nell'ambito dell'ospedale. Chi attacca la scienza, chi attacca in questo caso addirittura i medici, compie un atto gravissimo, perché abbiamo visto durante la pandemia il ruolo fondamentale svolto dagli operatori sanitari, non soltanto dai medici, nel salvare le vite e soprattutto come la scienza ci abbia salvato. L'attacco dei Novax è avvenuto nuovamente durante il fine settimana, imbrattata soprattutto la zona di ingresso dell'ospedale e contra San Bortolo, prospiciente alla scuola infermieri. Vandali che si firmano con un simbolo del movimento Vivi, tratteggiato in vernice rossa, una W all'interno di un cerchio. In questa zona numerose le superfici che sono state vergate, dalle pareti esterne del nosocomio ai cartelli appesi fino alle pensiline e alle tabelle degli orari degli autobus. Un rapido blitz, un logo infatti sembra non essere stato completato, forse perché gli autori potevano essere in procinto di venire scoperti. Alcune scritte sono già state rimosse, ma l'attacco ha interessato altre zone della città, come quella del cimitero. Sarebbero state decine le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine durante il weekend. Un fatto deprecabile, non nuovo e che si ripete sempre più frequentemente. Il 25 aprile era stata colpita la scuola elementare Lioi in Viale della Pace. Qualche mese fa furono imbrattate le sedi dei sindacati e di alcuni partiti politici, gesti che vengono compiuti in coincidenza con le festività nazionali. Quindi la condanna è ferma, è fortissima e l'auspicio è anche che venga subito individuato il responsabile e che ci sia un'attività di indagine che ci porti a capire chi si è macchiato di questo gravissimo atto. Ed ora andiamo a Treviso, ci colleghiamo con il collega Lucio Zanato che si trova alla base dell'aeronautica di Sant'Angelo, che quest'oggi per una giornata speciale ha aperto le porte ai trevigiani. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, sono con, posso dire il passato, e sono con il presente di questa parte dell'aeroporto, perché dall'altra parte è il Canova, da questa parte invece è il Sant'Angelo, o Giannino Ancillotto mi pare che si chiami, giusto? Allora sono con il colonnello Edoardo Pilone, che è il direttore... Non posso più dire secondo storno perché qua non c'è più il secondo storno. No, passato un po' di tempo. Allora, Giancarlo Iannicelli, generale in questa veste, ci racconta un po'
qui quando noi 30 anni fa venivamo a fare le previsioni e c'era il secondo stormo. Pure 40, no, questo è un aeroporto storico, l'aeroporto della città di Treviso, anche la parte civile prima dipendeva, era un aeroporto militare aperto al traffico civile, quindi dipendeva dai militari che lo gestivano anche bene, mi permetta. Per quanto riguarda, è stata la sede del secondo stormo, è uno stormo storico, il più vecchio d'Italia perché fu fondato a Torino, alla caserma alla Marmora nel 25, quindi pensiamo l'aeronautica quest'anno fa i 100 anni, il secondo stormo fra 2 anni festeggerà i 100 anni di attività, quindi uno stormo storico che è stato qui tanti anni, in parte è strana, in parte poi è venuto qui e si è fermato qui quasi 30 anni, poi si è trasferito, ancora c'è, non ha più gli aerei, però un polo missilistico e sta a rivolto, quindi c'è tanta storia, questo aeroporto è strettamente legato alla città di Treviso, ma tanto legato perché, ripeto, è l'aeroporto della città, è un aeroporto molto bello, come il direttore dirà meglio, ci attraversa il Sile, vedete il fiume, è veramente un aeroporto splendido. L'ultima cosa, quando è che è stato fondato l'aeroporto di Treviso? Mi pare che sia subito dopo la prima... 1938. 1938. Sì, appunto è storico, qui sono passati tutti i personaggi dell'epoca e poi anche il traffico civile che ha preso vigore negli ultimi anni, però già 30 anni, 40 anni fa aveva visto i primi aerei civili, charter o meno, che decollavano da Treviso e poi univano le città d'Europa. Ecco, invece siamo con il direttore perché qui oggi che cosa c'è e soprattutto perché avete aperto oggi? Allora, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, oggi nell'aeroporto Giannino Ancillotto di Treviso c'è il terzo reparto manutenzioni aeromobili ed armamento, che è un giovanissimo reparto dell'aeronautica militare, è nato nel 2020, che si occupa della manutenzione, ma non solo, noi diciamo della gestione tecnico-logistica, ossia di tutte quelle attività a contorno e a sostegno dell'operatività della Forza Armata. Quindi il nostro compito fondamentalmente è quello di garantire, assicurare che i nostri reparti operativi abbiano a disposizione sempre e in ogni momento degli assetti pronti per l'uso. Nella fattispecie noi qui ci occupiamo delle linee elicotteri, dei sistemi missilistici di difesa terra-aria, dei sistemi avionici, pod di ricognizione, pod di designazione laser, apparati avionici, quindi ci occupiamo di una varietà molto ampia di sistemi diversi per natura e per impiego logistico. Quindi più che un reparto manutenzione siamo un polo logistico manutentivo dell'aeronautica militare. E proprio per questo noi ci siamo messi qui, Marta, perché dietro ci sono cose che, come dire, è meglio non vedere, mettiamola così. Però voi avete aperto questa base proprio per far vedere ai cittadini la vostra operatività. Assolutamente sì, come dicevo prima noi siamo nati nel 2020, quindi in gennaio 2020, quindi allo scoppio della pandemia, per cui per noi oggi è la prima occasione in cui noi possiamo farci conoscere alla cittadinanza. Noi, come diceva il generale Iannicelli, siamo dentro Treviso, quindi siamo proprio parte integrante della città di Treviso e sentiamo fortissimo l'esigenza di farci conoscere per dare la possibilità ai nostri cittadini di acquisire la consapevolezza di cosa c'è all'interno dell'aeroporto di Treviso. Mi permetto anche di dire che la marca trevigiana poi è un privilegio, direi unico in Italia, perché è uno dei pochissimi posti in Italia dove oltre ad uno stormo, al reparto manutenzione aeromobili ed armamento, quindi una punta di eccellenza della struttura logistica della Forza Armata, c'è anche a pochi chilometri il 51esimo stormo, che è una punta di eccellenza della difesa aerea. Quindi l'aeronautica operativa che vola, ma anche l'aeronautica che, come diciamo noi, è dietro le quinte a sostenere i reparti come il 51esimo stormo che operano alla difesa del nostro paese. Senta, se una persona vuole venire a visitare oggi pomeriggio fino a che ora è aperto e bisogna fare qualcosa, bisogna prenotarsi? Allora, noi siamo aperti fino alle 17, non c'è bisogno di nessuna prenotazione, l'aeroporto è aperto a tutti quanti. Il clima oggi insomma ci accompagna, non fa né caldo né freddo, ma soprattutto forse non è un tempo per andare al mare, quindi approfittate, veniteci a trovare, perché ci siamo davvero impegnati per mettere a disposizione dei cittadini
cittadini di Treviso una domenica di svago, ma una domenica diversa, all'insegna della tecnologia, delle curiosità, ma anche della storia dell'aeroporto, perché qui, oltre a poter vedere, visitare e toccare con mano gli elicotteri e i sistemi che noi operiamo tutti i giorni, abbiamo anche un'interessantissima sala museale dedicata a Giannino Ancillotto e al secondo stormo di cui il generale Iannicelli ha parlato prima. Allora l'ultima parola la lasciamo proprio al generale Iannicelli. No, per confermare, come diceva il direttore, che grazie a questi reparti poi l'aeronautica può essere operativa in modo così eccellente, non è seconda a nessuno, ma permettimi solo di ricordare che il territorio trevigiano è forse il territorio più aeronautico che c'è in Italia. Qui ci sono stati 3 stormi e segna evidente vedere l'afflusso che c'è in una giornata estiva. A Istrana, quando è stato aperto l'aeroporto, 30.000 presenze, non è successo in tutta l'Italia. Oggi si verificherà più o meno la stessa cosa. Quindi veramente i cittadini trevigiani, tutta la Marca, amano l'aeronautica e l'aeronautica ama i cittadini trevigiani. Ultima parola? Sì, volevo sottolineare un'altra cosa molto importante. Qui, oltre all'aeronautica, oggi abbiamo voluto anche la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia di Stato, proprio, e per questo ringrazio il Questore, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e il Comandante Provinciale dei Carabinieri, perché è importante far vedere che le Forze Armate e le Forze dell'Ordine sono insieme, fanno fronte comune per assicurare ai nostri cittadini la sicurezza e il loro benessere. Abbiamo visto in effetti passare la Lamborghini. Non è che poi vi fate una sfida tra aereo e Lamborghini, come è successo. Cose di eccellenza. Aeronautica, tutte cose d'eccellenza. Ti ricordi, Giancarlo? Dai comandanti agli strumenti, ai mezzi. Al 51esimo c'è stata la sfida della Formula 1 un po' di anni fa. Lucio, quindi... permettetemi, Lucio veniva 40 anni fa, veniva qui, conosce benissimo l'aeroporto, eravamo più giovani, forse veniva ogni a fare le previsioni meteo. Siamo proprio attaccati come Antena 3 a questo aeroporto e al secondo stormo. Grazie comandante, grazie generale. Marta, se hai domande, se no ti restituisco la linea. Grazie Lucio, così abbiamo svelato anche la tua età e quella del generale Iannicelli. Grazie davvero per questo collegamento. Abbiamo visto che questa visita è davvero molto apprezzata, no? dai trevigiani. Abbiamo visto moltissime persone appunto passare alle spalle di Lucio Zanato e dei suoi ospiti. Noi da Treviso ora andiamo a Venezia perché ci chiede la linea il collega Filippo Fois che si trova al Salone Nautico. Oggi ultima giornata del Salone Nautico che chiude appunto questi 4 giorni che sono stati davvero da record e hanno fatto di Venezia la capitale del mare. Buongiorno Filippo, a te. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia di Fulvio Lino Di Blasio, che è presidente dell'autorità portuale, che ringrazio naturalmente di aver accettato il nostro invito. Siamo all'ultimo giorno, come detto, del Salone Nautico all'interno dell'Arsenale di Venezia, 48 ettari che per secoli sono stati la più grande industria navale del mondo. Presidente, io le chiedo innanzitutto qual è lo stato di salute del porto di Venezia e quali sono i progetti futuri. Allora, grazie. Oggi sì, l'autorità di sistema portuale è presente al Salone di Venezia come negli ultimi anni. Abbiamo presentato oggi un'applicazione del Museo Virtuale di Venezia che individua 24 punti tra Venezia e Chioggia di interesse perché fanno vedere come e quanto porto ci sia nella storia di Venezia e di Chioggia. Lo stato di salute del porto è un porto che guarda al futuro. Abbiamo in questo ultimo periodo fatto registrare 2 interessanti passi avanti su temi che erano fermi da anni. Prima di tutto il piano morfologico. Abbiamo stabilito con l'accordo col Ministero delle Infrastrutture, della Salute e dell'Ambiente quali sono le regole del gioco per andare a analizzare i sedimenti che andiamo a movimentare all'interno della laguna per manutenere i canali che servono per garantire l'accesso al porto ma anche appunto alla città e ai vari servizi cittadini. Secondo, stiamo lavorando sul piano morfologico, vuol dire come dare un contributo alla circolarità delle attività portuali all'interno della laguna, quindi avremo più possibilità, grazie al piano protocollo faunico e piano morfologico, di dare sedimenti buoni per il ripascimento delle barene. Questo è un ottimo punto di partenza per la riconciliazione, tra l'altro
grande punto della mia strategia tra il porto e la città. E ultimamente abbiamo dato una notizia, che è quello che abbiamo dato concessione per altri 25 anni a seguito di una gara pubblica a Vecon, che è il gruppo PSA, è il primo operatore mondiale per la movimentazione di contenitori, che ha scelto il porto di Venezia, localizzato quindi a Porto Marghera, per i prossimi 25 anni. Siamo molto contenti, questa è la prima delle concessioni che andremo a lavorare nell'arco del 2023 e quindi vuol dire che ci sono operatori che credono nel porto, che credono sia nel settore dei contenitori che nel settore delle rinfuse, in cui siamo anche in questo caso un'eccellenza italiana e soprattutto nel nord Adriatico, un porto che ha una caratteristica particolare di essere all'interno della laguna e quindi è un porto di per sé regolato che si deve confrontare con fondali particolari, con un ambiente particolare e con il Mose, ma che ha una collocazione a ridosso dell'area del nord-est, che è la più votata all'import-export, nonché luogo di produzione e anche di consumo, che ci rende un porto particolarmente strategico per il territorio. Ma ce ne si dimentica ogni tanto, lo dico perché spesso sui giornali sentiamo parlare di croceristica, che in realtà è una piccola porzione di quella che è l'attività del porto industriale e commerciale di Venezia. Sì, perché le navi bianche sono quelle più visibili, sono quelle che hanno storicamente poi avuto l'approdo alla stazione marittima. Come si sa, il modello della croceristica è cambiato nel 2021 con la struttura commissariale. Come commissario sto lavorando al grosso progetto del nuovo modello di business e quindi di transizione a Marghera, programma che è da qui al 2026 di costruzione di una nuova stazione marittima e di varie attività di miglioramento dell'accessibilità. È una parte, in effetti è una parte, devo dire che è anche una parte che stiamo cercando di gestire in modo sostenibile, lavorando anche con le istituzioni cittadine per educare e accompagnare il crocerista affinché entri in città in punta di piedi. Diciamo il grosso è quello industriale e commerciale, questo bisogna ricordarlo, come lei ricordava è la porta d'ingresso via mare del nord-est. Un'ultima battuta, io volevo fargliela sul Mose, che adesso ha preso a funzionare a pieno regime. C'erano state un po' di frizioni nel primissimo periodo, perché se il Mose è alzato chiaramente il porto non può più lavorare. Se il Mose è alzato il porto non lavora, le navi rimangono fuori, ma se il Mose dialoga con il porto come stiamo facendo, se sviluppiamo il nostro progetto di digitalizzare la modalità di accesso, quindi di sincronizzare l'operatività del Mose con l'accesso al nostro porto, raggiungiamo l'obiettivo che è quello di far coesistere le due cose, quindi contemporaneamente combattere i cambiamenti climatici, proteggere la città di Venezia e i suoi cittadini, ma fare lavorare 20.000 persone che stanno al porto. Grazie a Fulvio Lino Di Blasio, Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia e di Chioggia, e noi vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois e Sandro Ponchio per questo collegamento da Venezia. Io saluto i nostri prossimi ospiti, benvenuti a Gloria Tessarollo, assessore, e al vice sindaco di Treviso Alessandro Manera. Con loro tra pochissimo parleremo di tanti temi che riguardano la città di Treviso, ma ci fermiamo per pochi istanti di pubblicità, tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione del nostro telegiornale con due assessori e il vice sindaco anche di Treviso della nuova giunta Conte 2 qui con me in studio. Benvenuta a Gloria Tessarolo, assessore alla città solidale e inclusiva, e a Alessandro Manera, vice sindaco nonché assessore all'ambiente, allo sport. Poi parleremo delle varie deleghe. Comincerei da Gloria Tessarolo per questa nuova denominazione già del suo assessorato, città solidale ed inclusiva. Il vecchio sociale, diciamo, che lei aveva nella prima giunta. Che cosa significa? Sì, sono comunque le politiche sociali, ma quella che in qualche modo si delinea con questa delega è una visione, e è quella di città, di comunità, e quindi un lavoro che non fa solo il comune, ma dove abbiamo già iniziato a seminare e dove si lavora molto sulle relazioni, su quello che ognuno di noi può fare. Quindi ecco il coinvolgimento ad esempio degli enti del terzo settore, il ruolo fondamentale delle associazioni
e il fatto che è una comunità che si prende cura di sé e cresce. L'inclusione è a tutti i livelli. Oggi noi spesso sentiamo parlare di inclusione collegandola ad esempio al tema della disabilità. In realtà includere le persone significa realizzare una città che riesce a far esprimere ognuno con le proprie peculiarità e quindi in qualche modo ecco che rientra la delega anche alle pari opportunità. È una visione ad ampio raggio che guarda alla persona e mette al centro la persona e direi che non poteva che arrivare dopo i primi 5 anni di mandato. Nei primi 5 anni di mandato un'amministrazione ovviamente risolve i problemi, si mette a testa bassa, studia la materia, incontra i cittadini, raccoglie i bisogni e comincia a programmare. I secondi 5 anni sono, almeno così li vivo io, i 5 anni della maturità e quindi anche dove è importante cominciare a lavorare un po' più di fino, mettere i tasselli giusti e cominciare a lavorare insieme alla comunità, perché poi inevitabilmente c'è un passaggio di testimone, quindi fra 5 anni vogliamo una città che sia cresciuta anche socialmente in maniera solidale. Alessandro Manera, vice sindaco, ma 2 deleghe anche molto importanti che lei aveva già anche precedentemente e che alla luce anche di come sta cambiando l'intero mondo sembrano risultare sempre più importanti, l'ambiente ed il PNRR. Come intende portare avanti queste 2 deleghe? Beh, intanto non dimentichiamoci che c'è stato nel Conte 1 la problematica della pandemia che ha cambiato anche la prospettiva della nostra comunità. Questo è un dato che non dobbiamo mai dimenticarci e da cui anche noi abbiamo imparato tante cose, purtroppo in una tragedia, però da quell'esperienza abbiamo capito anche tante cose, quanto è importante la sostenibilità trasversale a praticamente tutti i settori all'interno della macchina amministrativa e all'interno della cittadinanza dei nostri cittadini. E il verde specialmente io lo vedo come centrale a questo. Io ho parlato pochi giorni fa di un Central Park diffuso. Noi dobbiamo essere quasi maniacali nel riempire la città di alberi, di rendere la città sempre più verde, perché il verde vuol dire da una parte salute e dall'altra parte inclusività. Non possiamo fare come magari è avvenuto negli anni 70, trasformare la città solo nella parte di dormitorio o di servizi. La città deve essere anche qualcosa fruibile dai bambini e solo nel verde è fruibile dai bambini, specialmente dopo la pandemia dove per tanto tempo questi bambini sono rimasti a casa chiusi, bambini, ragazzi ma anche gli adulti, e quindi gli spazi verdi sono recuperare la città e anche un senso di socialità diffuso, quindi per noi è un dato importantissimo. Non è semplice onestamente perché gli spazi che hanno questa caratteristica non sono tantissimi all'interno della città di Treviso. Noi se facciamo il paragone con una città come Padova che ha 250.000 abitanti, cioè i nostri comuni contermini sono all'interno di Padova e quindi noi trovare spazi verdi è una cosa un po' complicata perché dobbiamo trovarli nell'ambito del pubblico. Però il piano di interventi ci ha liberato secondo me grandi risorse e riusciremo a fare questo. Dall'altra parte il PNRR, che è vero sì che è una risorsa, ma dall'altra parte è un timer, come un timer per le uova, che ci dice ogni giorno quanto veloci dobbiamo essere, portare, si dice adesso mettere a terra, un nuovo termine, perché ogni volta che ci sono dei nuovi finanziamenti cambiano anche i modi di dire e si dice mettere a terra, cioè portare questi soldi che sono tanti. Treviso ne ha presi quasi 130 milioni ad oggi e noi speriamo anche di incrementarli, di realizzare le opere per cui abbiamo preso questi soldi. Quindi è una cosa complessa perché la macchina amministrativa pubblica, lo ricordo spesso, non è un'azienda privata, noi non ci possiamo scegliere i fornitori, dobbiamo fare delle gare e quindi ci sono tutta una serie di tempistiche che dobbiamo rispettare. Noi siamo tra i pochi comuni esattamente centrati sui tempi che ci eravamo dati e sui tempi che ci chiedeva il PNRR, e quindi le prime opere che sono in partenza le vedremo realizzate e rendicontate entro il 2026. Assessore Tessarolo, sociale e casa sono due temi insomma, centrali, no? del suo assessorato, e anche 2 temi piuttosto spinosi, diciamo, in particolare quello della casa con l'emergenza abitativa, che effettivamente è un problema nella città di Treviso, che coinvolge parecchie persone, lo testimoniano anche i dati dell'ultimo bando che è stato aperto, no? in chiusura del mandato precedente.
Sì, indubbiamente quello sarà un tema che ci terrà impegnati, immagino, tutti e 5 gli anni. Abbiamo iniziato a seminare nel precedente mandato, nonostante la difficoltà, perché come ricordava il collega Manera, noi abbiamo vissuto la crisi post-pandemica e quindi con lo sblocco degli sfratti che stiamo ancora gestendo, quindi una fortissima ondata del tutto eccezionale che ci ha visti lavorare e continua a vederci in prima linea per cercare di fronteggiare situazioni davvero difficili. Il tema però della casa è un tema che è molto più ampio, l'abbiamo visto in questi giorni, il tema dell'abitare quindi è molto più ampio, l'abbiamo visto sul fronte degli studenti ad esempio, ma oggi gli articoli riportano ad esempio la fuga dei professori invece dei docenti che non trovano affitti calmierati, quindi è ben chiaro che non si tratta di un tema di tipo sociale strettamente inteso, quindi dell'assessorato alle politiche sociali, ma si tratta di un tema intanto che non è solo trevigiano, non è solo regionale, è nazionale, dove da troppo tempo si trascura il tema del mercato e di un mercato che da un lato possa rassicurare il proprietario perché le lungaggini nelle procedure di sfratto e i termini di sicurezza, diciamo, contrattualistici non sono accettabili per un proprietario che investe in una casa come reddito e quindi per avere un reddito a questo punto lo tiene vuoto perché gli conviene, dall'altra parte però ci ritroviamo poi anche ad avere delle situazioni di disagio e di fragilità davvero importanti. Allora, per quello che compete il servizio sociale noi lo abbiamo scritto e lo facciamo nel programma elettorale e cominceremo ad entrare nella fase B per quanto riguarda la città di Treviso. Quindi abbiamo deciso di dotarci, ci doteremo di figure professionali dedicate, mediatori ed educatori a disposizione del servizio sociale per poter intervenire nelle situazioni di difficoltà quindi all'interno di famiglie, di nuclei o di interi contesti abitativi del comune di Treviso dove ci sono delle necessità. Ci arrivano segnalazioni che noi oggi gestiamo con i nostri servizi e con la polizia locale di disagi vari, quindi dalla incapacità di vivere in un contesto collettivo e quindi il rispetto degli orari, il rispetto dei vanniscale, molto banalmente, ma anche dove ci sono bambini è chiaro che c'è più confusione, quindi anche far capire alla persona anziana che magari non si può avere un contesto abitativo come dire pubblico e quindi di edilizia residenziale pubblica e poi perfetto e quindi è chiaro che ci possono essere esigenze diverse che vanno mediate, però anche di educazione all'abitare. Oggi troppo spesso io vedo passare sul mio tavolo casi di sfratti con persone che hanno messo la casa, che è un bene primario, da noi del servizio sociale è percepito e concepito come un bene primario, invece all'ultimo posto. Quindi arrivano tutta una serie di altre spese che sono prioritarie per le famiglie, il telefonino, la macchina e così via, che sembrano siano irrinunciabili e la casa o le spese per l'abitare vengono messe al secondo posto. Ecco, qui allora bisogna lavorare in educazione all'abitare, che vuol dire vivere in maniera corretta il proprio contesto, mediare perché non sempre la casa è concepita come dovrebbe essere concepita e tanto più far passare in maniera molto chiara che il beneficio pubblico è beneficio pubblico e quindi la collettività in quel momento di fragilità sta aiutando una famiglia, ognuno deve fare la propria parte. Questo sul fronte interno, poi è chiaro che il tema della casa va gestito anche sul fronte esterno perché è un tema che stiamo riscontrando e che stiamo condividendo con tanti colleghi di tanti comuni con Termini, ma Venezia è nella nostra situazione, Padova è nella nostra situazione. I dati che sono emersi dal bando, 773 domande, sono quelle validate, presentate, caricate e definitive che oggi sono in fase istruttoria. Dimostrano che c'è una ricerca di casa davvero esponenziale che è cresciuta negli anni e che non viene soddisfatta col patrimonio pubblico. Ecco, qui noi da subito ci siamo mossi e quindi è in corso un'interlocuzione con l'Associazione Comuni Marca Trevigiana in prima battuta, con la Regione del Veneto in seconda battuta, ma è chiaro che qui bisogna fare un lavoro di squadra anche con gli enti superiori e poi va richiesta anche una responsabilità del mondo delle imprese, del mondo del commercio, perché nel momento in cui si chiedono lavoratori ed è giusto avere manodopera, bisogna che i contratti e gli stipendi consentano alle persone di programmare una vita con il tenore di vita, il costo della vita che c'è nella Treviso del 2023.
E questo è un nodo di non facile soluzione. No, ma abbiamo un territorio che risponde molto bene, è un territorio che è anche molto attento, le istituzioni parlano tra loro, quindi io sono fiduciosa. È chiaro che nessuno può sentirsi fuori da questo tema e quindi dovremo lavorare insieme. Assessore Manera, l'altra delega che le è arrivata, abbiamo visto due importanti che lei aveva precedentemente anche nel Conte 1, è quella nel Conte 2 allo sport, che peraltro insomma arriva nel quinquennio che vede la nostra regione, il Veneto, ospitare anche le Olimpiadi invernali a Cortina, quindi con tutta quella vetrina diciamo nel settore sportivo mondiale che questo porterà anche alla provincia di Treviso. Certo. Ovviamente. Ma intanto fa sorridere un po' Conte 1, Conte 2, ricorda altri momenti della nostra storia. Però sì, è una delega importante, anche perché poi ne parlavamo con la collega, cioè lo sport, noi abbiamo sempre un'idea, tutti noi, perlomeno chi segue lo sport, un'idea professionistica dello sport, le grandi squadre, i grandi atleti. In realtà lo sport ha molto del sociale. Cioè per noi lo sport a Treviso sono tantissimi bambini, ci sono disabili che utilizzano lo sport anche per integrarsi, per far comunità. Lo sport, ci sono tanti sport minori che neppure io conosco onestamente o che non ho mai frequentato, perché non è che uno nasce assessore allo sport. E quindi è un mondo enorme. Non dimentichiamo l'aspetto della salute, peraltro, certo, che più certo. volte l'azienda sanitaria ha sottolineato. Importantissimo. Importantissimo, e quindi perché spesso sento dire, tanti amici che dicono no, vai lo sport, perché hanno l'idea dello sport professionistico, quando andiamo a vedere la Benetton Rugby, la Treviso Basket, il calcio, ma in realtà c'è un sottobosco immenso di attività, di tante associazioni. Guardate, oggi in Ghirada, faccio pubblicità perché tanto c'è un torneo di ragazzi con disabilità di basket, 24 squadre da tutta Europa, i baskettosi sulla squadra di Treviso, ed è una cosa bellissima, ma quello non è un'attività sportiva che andrà mai sulle prime pagine, però è importantissima. Pensate alle famiglie e l'importanza di questo, quindi è una delega molto complessa che ha molte sfaccettature. Bisogna sempre stare attenti a non sovrapporre il professionismo a quello che è il dilettantismo e a quello che è la vocazione sportiva dei ragazzi, che deve essere divertimento, salute, socialità, stare fuori casa, perché diciamo davanti al computer o alla PlayStation ci piace tutti starci, però devono stare fuori, divertirsi, sbucciarsi qualche ginocchio se devono sbucciarsi le ginocchia, e soprattutto avere una vocazione poi per eventualmente progredire in uno sport professionistico, altrimenti confondiamo i due piani, perché è la cosa peggiore pensare che un ragazzo quando va a fare sport sia già perché deve diventare il nuovo Cristiano Ronaldo, il nuovo Michael Jordan, no, deve divertirsi, deve stare assieme ai suoi coetanei, perché abbiamo dei problemi con i ragazzi anche legato al fatto che per 2 anni non hanno fatto sport, non hanno sudato, non si sono divertiti, non sono stati assieme, non hanno fatto squadra. Certo, E questo è un l'aspetto della socialità, e questo, guardate che è un giovani, problema grande, legato all'attività sportiva. È un problema enorme questo, e lo sport è il veicolo principale per tornare ad avere, diciamo, quella situazione. Quindi con questa delega io, diciamo, mi incrocio un po' e chiaramente con la collega, perché sarà nostra curare specialmente, soprattutto i ragazzi giovani da questo punto di vista, ragazzi, ragazzini, bambini. Adesso non so neanche qual è la differenza di età onestamente, perché peraltro nei vari sport cambia, cioè quello quando dice a 14 anni nel calcio inizi già ad avere una fase più alta a livello agonistico rispetto ad altri sport, quindi non bisogna confondere i piani, però sicuramente io lo vedo interpretato come aspetto sociale. Poi andiamo a vederci anche le grandi squadre e speriamo che portino trofei a Treviso sempre di più. Tra l'altro oggi è la giornata mondiale dello sport. Peraltro, e quindi mi avete invitato apposta. Ecco, Assessore Tessarola accennava Manera alla questione anche dei disabili. Treviso inclusiva, città inclusiva è anche una delle sue deleghe, anche questo è un aspetto davvero molto, molto importante e anche molto sentito, immagino, dalle tante famiglie che ci stanno seguendo in questo momento e che hanno una persona con disabilità al suo interno, che può essere un bambino, può essere un ragazzo, può essere un anziano. Sì, noi abbiamo lavorato nei primi 5 anni a mantenere alcune promesse fatte che erano strategiche. Direi che forse l'opera che maggiormente ci caratterizza è proprio la passerella sulle mura, perché si tratta di un'opera indubbiamente
di tipo fisico, visibile, tangibile, però che ha un valore di tipo culturale inclusivo straordinario. Uno, perché appunto consente alle persone di vivere quello che è davvero il giardino della città tutti i giorni dell'anno, e persone con disabilità, con difficoltà motorie, mamme coi passeggini, per cui ecco il concetto di una città inclusiva che non guarda solo alla disabilità. Però dall'altra parte consente anche alle persone che vivono, organizzano eventi nelle mura, di oggi fare i conti con questa necessità. Quindi hanno reso visibile il fatto che per essere davvero inclusivi bisogna anche riorganizzare semplicemente gli stand di una manifestazione, rispettando oggi quello che è un percorso che c'è e che agevola la fruizione di tutti. Abbiamo lavorato su questo, abbiamo lavorato avendo e quindi volendo fortemente la figura del disability manager a disposizione dei cittadini, del mio assessorato e di tutta la giunta, in modo particolare del collega ai lavori pubblici, ma non solo, quindi con lo scolastico, con l'allora assessore Nizzetto. Si è lavorato molto ad esempio con i ragazzi nella formazione delle scuole, abbiamo lavorato alla coprogettazione. Ecco, oggi questo lavoro che è stato fatto e che continueremo a fare, quindi anche rendendo accessibili i percorsi in città, e che sappiamo una città come la nostra, che è una città storica, ha bisogno di continue manutenzioni, così come i parcheggi per le persone con disabilità, che sono stati aumentati, e quelli vecchi che sono stati sistemati sono stati portati a norma di legge. Quindi è stato fatto un lavoro con la mobilità, con la MOM, di sperimentazione. Continueremo su quel percorso come abbiamo fatto nei primi 5 anni, però faremo anche di più. Quello che vogliamo è fare in modo che la città pensi in maniera diversa, e da qui con il Disability Manager abbiamo già ideato un piano che poi condivideremo con la Giunta e con i nuovi colleghi assessori, con le nuove deleghe che sono state ridistribuite, proprio per incontrare i commercianti, ad esempio i ristoratori, chi oggi organizza eventi, e dare informazioni e affiancarli per rendere la città accessibile e inclusiva 365 giorni l'anno. Quindi è importante che la mentalità si sviluppi. Con il collega Manera avevamo chiuso lo scorso mandato lavorando con Contarina per il flyer, no, che abbiamo voluto distribuire noi come Comune di Treviso. Poi Contarina giustamente ha deciso di allargarlo a tutti i comuni del bacino, con delle semplici regole di attenzione per come si vive la città per le persone con disabilità, quindi da dove si lasciano i bidoni ai rifiuti per terra, ai commercianti o ai ristoratori, come esporre e utilizzare gli espositori che sono ad esempio sulla pubblica via e possono creare dei problemi di mobilità. Ecco, vogliamo continuare in quell'ambito lì. Ci sono ad esempio accorgimenti che possono essere utilizzati dai ristoratori per accogliere le persone con autismo. Allora, a Treviso non si sono mai realizzati i casi di cronaca che abbiamo letto noi in Trentino, ma non vogliamo neanche che si realizzino. Per poterlo fare dobbiamo mettere tutti a conoscenza di quali sono piccole strategie, ad esempio per evitare locali rumorosi, o evitare, se abbiamo le sale da ridipingere, invece che farle tutte giallo canarino, magari una sala del ristorante le riserviamo la bianca, perché il bianco è un colore ad esempio che disturba meno i ragazzi con autismo, e lì possiamo accogliere le famiglie con ragazzi che hanno questo tipo di specialità. Quindi tanti questa è l'iniziativa che intendiamo fare per riuscire a rendere davvero, è una delle iniziative, Treviso una città inclusiva, anche quando noi non saremo più alla guida della città come assessori. 30 secondi a testa prima di salutarvi su la cosa che non siete riusciti a fare in questi 5 anni passati e che volete concludere nei prossimi 5. Manera? Partiamo da lei. Beh, allora, però è difficile dirlo perché, ripeto, con la pandemia al centro abbiamo dovuto ridisegnare le nostre strategie, quindi non lo so cosa sarebbe successo se non ci fosse stato. Dal mio punto di vista praticamente tutti gli obiettivi sono andati a buon fine. Avremmo potuto alzare qualcosina rispetto alla forestazione, potrebbe essere stata più spinta, però si ammalavano anche i giardinieri, si ammalavano anche, perché poi sembra che si ammalassero solo, cioè si ammalavano tutti, e quindi le nostre tempistiche sono state ridisegnate a quel punto di vista. Però al netto della pandemia, secondo me, abbiamo citato tutti i risultati. Questo non vuol dire che non saremo ancora più incisivi nel Conte 2. Nello sport, sì, dobbiamo, ripeto, rispetto alla pandemia, dobbiamo riportare tanti ragazzi a fare sport
dilettantistico. Quindi l'obiettivo è questo, sì, dobbiamo insomma. essere maniacali su questo, perché è l'unico modo di toglierli magari qualche sabato pomeriggio, di fare un po' i bulli, perché alla fine fanno i bulli. Rimetterli su un campo da rugby, da basket, di calcio, qualsiasi sport, su una fascia di età ti toglie tutte quelle fisime che ti vengono poi un po' più grandicello. Assessore Tessarolo, stessa domanda a lei, 30 secondi. Mi ricollego con quanto diceva l'assessore Manera. Noi abbiamo iniziato a seminare con i 37 comuni dell'ATS, l'ambito territoriale sociale, che sarà uno degli obiettivi dei prossimi 5 anni di mandato, il lavoro insieme tra comuni per i giovani e il disagio giovanile. Abbiamo superato un primo scoglio, che è quello che i comuni concepiscano le loro politiche giovanili solo all'interno del proprio comune. Ovviamente io mi occupo in modo particolare di disagio, però questo tema, quello dei giovani, è e resterà centrale. Credo che lavoreremo insieme, io, il collega Manera e la collega Sernagiotto. Ovviamente io adesso a fine mese abbiamo proprio un incontro con tutti i comuni sul progetto Street Flow, una prima educativa di strada che abbiamo lavorato assieme. Raccoglieremo i dati e cominceremo a progettare in maniera sovracomunale, perché i giovani ci chiedono questo e credo che il focus sui giovani sarà centrale. Grazie, io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie a Gloria Tessarolo, grazie ad Alessandro Manera e buon lavoro naturalmente per questi prossimi 5 anni. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, subito dopo parleremo di un altro tema di particolare attualità in questi giorni con il direttore generale dell'ULSS 4 del Veneto Orientale, con il sindaco di Jesolo, proprio a proposito di giovani, della campagna di sensibilizzazione circa la pericolosità dei tuffi dai pontili. Abbiamo sentito proprio l'altro giorno la tragedia, insomma, che si è consumata a Jesolo. A tra pochissimo, restate con noi. Eccoci, siamo nuovamente in diretta. Saluto i nostri prossimi ospiti, grazie per essere con noi e benvenuti a Mauro Filippi, direttore generale dell'ULSS 4 del Veneto Orientale, e grazie a Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo. Lo dicevamo poco fa prima della pubblicità, questione dei pontili e dei tuffi dei pontili. Purtroppo il 2 giugno c'è stato questo grave incidente che ha coinvolto un ragazzo di 17 anni di Castelfranco che si è tuffato dal pontile nonostante i divieti, e l'acqua in quel punto è molto bassa, ha battuto la testa e ora rischia di diventare paralizzato. Episodi che purtroppo si ripropongono praticamente tutti gli anni. Mauro Filippi, l'azienda sanitaria è da tempo impegnata in una campagna di sensibilizzazione rivolta soprattutto ai più giovani sulla pericolosità di queste azioni. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto faccio anche gli auguri al ragazzo e alla sua famiglia, sperando che possa riprendersi, anche se in realtà, come ha detto lei, il rischio di traumi permanenti è altissimo. Stiamo facendo una campagna da anni proprio in collaborazione con il comune di Jesolo, attraverso uno spot che abbiamo realizzato per sensibilizzare i giovani. È chiaro che non è sufficiente, perché questa opera di sensibilizzazione, di educazione, passa anche attraverso gli altri enti, non solo locali, ma anche attraverso le famiglie, attraverso i giovani stessi, gli amici di coloro che si recano in spiaggia, giustamente per una vacanza, per un riposo, e che poi vengono così in qualche modo tentati di tuffarsi dai pontili. E come è stato detto, i pontili di queste spiagge nostre non sono fatti per tuffarsi, sono fatti per passeggiare, per prendere il sole. Nella stragrande maggior parte dei casi vengono utilizzati in questo modo. Purtroppo annualmente si verificano anche però incidenti che, se non sono mortali, lasciano delle lesioni permanenti, e quindi è veramente un rischio elevatissimo quello di tuffarsi dei pontili.
Ecco, lo stiamo appunto vedendo, no? Lo spot che avete realizzato proprio per sensibilizzare i ragazzi ai rischi che si corrono. È chiaro che appunto sono tutte delle iniziative, queste fatte non certo per vietare ai ragazzi il divertimento che giustamente vogliono quando arrivano al mare, ma proprio per la loro salute, per la tutela della loro incolumità. Sì, va anche detto che abbiamo un sistema di urgenza e emergenza sul litorale, su Jesolo in particolare, dove c'è anche l'ospedale, che è credo uno dei migliori al mondo. È un sistema molto, molto articolato che prevede la presenza di mezzi di soccorso, di quad, di motomediche, di automediche, e poi anche lungo tutta la spiaggia ci sono le torrette con gli assistenti ai bagnanti che sono addestrati. Abbiamo un sistema di posizionamento di defibrillatori che coprono tutta la spiaggia. Tutto questo va bene quando però l'incidente si è già verificato, quindi siamo in grado di intervenire rapidissimamente. Anche nel caso che si è verificato l'altro giorno, poi è intervenuto anche l'elisoccorso, però sono sempre interventi che giungono quando purtroppo gli episodi si sono già verificati. Quindi è chiaro che il tema della prevenzione e dell'educazione è quello che sta alla base di qualsiasi azione, diciamo, atta ad evitare che si verifichino situazioni di questo tipo che, come ho già detto, purtroppo raramente, per fortuna, ma purtroppo si verificano. Il tuffo dal pontile non è mai, diciamo, una situazione che può andare bene o può andare male, va sempre male, perché, come ho già detto, il livello dell'acqua è tale da rendere impossibile questo tipo di pratica, che si può fare in piscina, si può fare nei trampolini, si può fare con personale che controlla, preposto a tale attività, ma non si può assolutamente fare da questi pontili. E ringrazio anche il sindaco, che saluto, è collegato, perché è proprio grazie anche a una costante collaborazione con il comune di Jesolo e con gli altri amministratori locali. Questa attività di prevenzione viene fatta ormai da anni e devo dire che sta avendo un buon successo, perché questi incidenti si sono ridotti notevolmente nel tempo. Purtroppo ce ne sono ancora, quindi vorrei veramente sperare che questo fosse l'ultimo che si verifica nelle spiagge del nostro litorale e nelle spiagge d'Italia in generale. Ecco, Sindaco De Zotti, dice il direttore generale dell'azienda sanitaria che non è che il tuffo dal pontile può andare bene o può andare male, va sempre male perché l'acqua è bassa, e quindi è questo il messaggio che deve passare, no, ai ragazzi. E voi avete in mente di seguire anche altri canali per veicolare questo messaggio, no? Intanto buongiorno, grazie per l'invito, perché ci dà l'opportunità di ancora una volta ribadire un messaggio che, sebbene sia costante negli anni, e ringrazio il direttore Filippi perché effettivamente la conferma di questi buoni rapporti fra amministrazioni e direzione dell'ASL sono anche in queste questioni concrete. Nonostante appunto si continui a far veicolare un messaggio, probabilmente non è sufficiente, quindi dobbiamo ribadirlo. Come detto, i pontili sono delle opere di difesa idraulica, quindi non possono essere tolti, non possono essere fisicamente chiusi, è abbastanza improponibile. E ricordo anche che nei primi 2 anni di emergenza epidemica era stata, diciamo, tra virgolette, transennato l'ingresso dei pontili per evitare l'affollamento e la vicinanza fra le persone, ma ciò non ha impedito di dover assistere analogamente a degli incidenti di questo tipo. Ecco, quindi il primo messaggio è che i pontili non sono accessibili, quindi non si potrebbe nemmeno andare sopra, quindi tantomeno tuffarsi, non per un generale divieto o una volontà di mettere delle regole stringenti, come diceva lei, ma proprio perché i pericoli sono evidenti e sono concreti. Quindi mi scusi, bassa. Sindaco, sui pontili non si potrebbe andare neanche a prendere il sole? È corretto? Non si potrebbe andare a prendere il sole perché non sono delle zone balneabili e concessionabili, ma sono delle opere di difesa e di ripascimento naturale della costa. Ovviamente non è possibile, per ragioni anche economiche, controllare tutti i quasi 100 pontili di Jesolo, perché ciò avrebbe un costo
enorme, e quindi esiste una sorta di tolleranza nei confronti di chi magari fa 2 passi sopra al pontile, però ribadiamo che esiste un divieto che esiste da tantissimi anni, da quando sono stati introdotti i pontili, quindi a fine anni 90, un divieto di tuffarsi, proprio perché i danni sono veramente enormi. Alle volte i tuffi vengono fatti a causa di mancata informazione, quindi su questo dobbiamo cercare il più possibile di essere ancora più invasivi e diretti. Adesso proverò a proporre anche al direttore dell'ASL un qualcosa che vada direttamente magari nei canali social utilizzati, penso a TikTok, dai più giovani. Dall'altro però c'è anche una coscienza di divieti e la volontà di assumersi dei rischi e di voler dimostrare anche di spingersi al di là dei propri limiti. Ecco, io voglio dirlo in maniera chiara, lo dico agli adulti perché lo trasmettano ai giovani, e ai giovani, se ce ne sono in ascolto, che veramente in pochi secondi, per una cavolata, per una pazzia, ci si può giocare il resto della vita. Ricordo che il rischio è quello di rimanere paralizzati, spesso le lesioni interessano diciamo la parte più alta della colonna vertebrale e quindi comportano veramente la perdita dell'uso di buona parte del corpo, e quindi davvero giocarsi la propria vita, il proprio futuro, perché spesso sono giovanissimi che fanno queste cose, è davvero una sciocchezza. Quindi io voglio veramente invitare a venire a Jesolo, a divertirsi, a provare tutte le esperienze che questa città offre, ma il più possibile stare lontano da comportamenti che possono mettere a rischio non solo gli altri ma anche se stessi. Ecco Sindaco, ipotizzare, come dice qualcuno, anche delle barriere fisiche proprio per chiudere questi pontili, delle recinzioni, non lo so, piuttosto che dei cancelletti, mi pare sul litorale di Rimini qualche pontile sia stato chiuso così, è ipotizzabile per Jesolo? Oddio, negli anni passati anche le precedenti amministrazioni hanno ragionato attorno a degli strumenti di questi tipi, poi ci si ferma di fronte a ostacoli legati da un lato al fatto che siamo sotto vincolo paesaggistico, perciò ogni tipo di realizzazione fissa va concordata da un punto di vista estetico con la sovrintendenza. Esiste anche un tema diciamo così, di aspetto esteriore anche della città, e comunque vediamo molto spesso anche in altre situazioni anche le barriere più visibili, più nette, spesso possono essere tranquillamente bypassate. Quindi il tema in questo momento secondo me è cercare di far passare il più possibile il messaggio che è un comportamento vietato, ma vietato perché i danni sono veramente enormi a cui occorrono le persone che si assumono questi rischi. Mi permette inoltre di segnalare anche il fatto che sebbene di fronte alla gravità dell'accaduto, e veramente speriamo tutti che le condizioni del giovane possano migliorare e sembrare meno gravi di quelle che sembravano in un primo momento, il sistema sicurezza anche sulla spiaggia di questa città è veramente all'avanguardia. E è un lavoro sinergico fatto dai privati che mettono a disposizione il salvataggio sulla spiaggia, ma anche dall'azienda sanitaria che appunto è dotata di un ospedale, di un punto di primo intervento, di un punto di atterraggio per il soccorso. Quindi anche di fronte ai fatti più gravi per la salute a Jesolo c'è la fortuna di poter avere una risposta il quanto più immediata, e spesso lo sappiamo, di fronte a fatti gravi la prontezza è quella che può salvare, oltre che la vita, anche diciamo le conseguenze di un trauma o di un accadimento. Certo. Speriamo che questo messaggio passi davvero per i più giovani e naturalmente anche agli adulti se ci stanno seguendo, per fare opera di sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi. Io ringrazio davvero per essere stati con noi quest'oggi il direttore generale dell'azienda sanitaria Marco Filippi, grazie mille, buon lavoro, grazie al sindaco di Jesolo Christopher De Zotti.
Un saluto. Grazie, buona giornata. Grazie. Noi ora andiamo a Belluno perché ci chiede la linea la collega Tiziana Bolognani da Belluno, dove si è celebrata l'annuale assemblea dell'Associazione dei Bellunesi nel mondo. Il mondo dell'emigrazione continua ad essere seguito con grande impegno. Sono quasi 1300 gli iscritti alla community di bellunoradici.net e diverse anche le proposte dell'Associazione Bellunesi nel mondo inoltrate al governo e alla regione per fermare la fuga di cervelli all'estero. Ci colleghiamo quindi con Tiziana Bolognani, che vedo con il presidente dell'Associazione dei Bellunesi nel mondo, Oscar De Bona. A te Tiziana, buongiorno. Sì, buongiorno a studio. Sono con il presidente dell'Associazione Bellunesi nel mondo, Oscar De Bona, fresco di assemblea ordinaria dell'associazione, che ha approvato un bilancio florido, un bilancio positivo, un bilancio che è il frutto dell'attività che viene compiuta non solo sul territorio ma a livello nazionale e internazionale, perché i bellunesi sono sparsi in tutto il globo, in tutti i continenti. La situazione dell'emigrazione che lei segue oramai da diversi anni qual è? Ma che c'è un impegno che ormai sta raggiungendo i 60 anni di attività dalla Fondazione, che è a favore dei propri soci, ma stiamo lavorando moltissimo col portale, col social network bellunoradici.net, che ha già messo assieme 1300 giovani che sono usciti negli ultimi 10 anni dal territorio provinciale, e come ogni anno il Presidente della Repubblica ricorda che i giovani dovrebbero valutare di più di rimanere invece che andarsene, e quindi invita la politica italiana a fare dei provvedimenti che facciano diventare più interessante il rimanere qui, perché se no la fuga dei cervelli potrebbe compromettere anche altri settori, anzi lo potrebbe compromettere sicuramente, e quindi stiamo vicini anche facendo delle azioni a livello regionale con le altre regioni italiane. Per esempio ci sono alcune regioni che hanno già fatto delle leggi regionali per contrastare questa fuga all'estero, ed è uno degli obiettivi che più ci sentiamo di sostenere, anche perché l'altro obiettivo, che è quello di trovare personale medico, paramedico, lavoratori del settore turistico, saldatori, autisti di camion, autisti di corriere, cioè sta mancando di tutto, e noi abbiamo un patrimonio di 80 milioni di persone con passaporto italiano o di italo-discendenti che hanno in comune le origini, che conoscono il dialetto nostro e che sono in gran parte affidabili, di poterli mettere nelle condizioni di poter trovare lavoro, ma però bisogna superare il problema di trovare la casa. Quindi è un insieme di problematiche che la politica deve prendere in mano, parlarsi tra istituzioni e tra vari ministeri e cercare di trovare una soluzione, perché sennò altrimenti noi non troveremo più ristoranti, perché bisogna andare a prendersi al banco la portata, e così questo su tutti gli altri settori. Abbiamo risorse sparse in tutto il mondo che potrebbero tranquillamente rientrare e che invece incontrano problemi. Avremo le Olimpiadi nel 2026. Io ho scritto in questi giorni alla Presidente del DMO, che è la direttrice della cooperativa di Cortina, perché noi come UNAIE rappresentiamo circa 2000 circoli in tutto il mondo, ma sono circoli dove sono soci ministri, deputati, uomini di cultura, uomini dell'università, gente semplice, che sono innamorati del loro paese, ma non solo di quelli di origine bellunese, ma di origine friulana, trentina, di origine... Abbiamo alcuni continenti dove il nord dell'Italia è presente, abbiamo altri continenti dove è presente il sud dell'Italia. Noi dobbiamo lavorare soprattutto dove siamo presenti. Senta Presidente, ci sono dei problemi che comunque attanagliano il mondo dell'immigrazione, per esempio la questione del voto degli italiani all'estero?
È rimasto solo questo settore dell'elezione delle comunità all'estero, dei 6 senatori e 12 deputati. Qualcosa hanno migliorato nelle ultime elezioni per il controllo delle schede, però c'è ancora margine di miglioramento, perché la prima elezione è stata una cosa vergognosa, perché mettevano le buste sulle buchette delle lettere e poi davano 5 euro ad ogni famiglia che accettava di dare la busta a queste persone, che poi si trovavano in un ufficio e mettevano il voto a chi volevano. Cioè, siamo un paese che fa parte dei G7 e votiamo ancora senza votare col sistema elettronico. È una cosa incredibile, insomma, perché sono convinto che anche il discorso dell'astensione potrebbe essere risolto se ci fosse un sistema elettorale più moderno, che hanno tra l'altro paesi in via di sviluppo. Quindi favorire, agevolare la partecipazione. Noi il tempo stringe, dobbiamo salutarci, devo salutarla Presidente, però abbiamo, prego. Appuntamento 16 luglio a Valle di Cadore per la festa provinciale dei Bellunesi all'interno della festa degli antichi mestieri di Costa in frazione di Valle di Cadore. Ecco, allora ringraziamo il Presidente Oscar De Bona per essere stato con noi, vi restituisco la linea con l'impegno di continuare a parlare di emigrazione, di ciò che gli italiani all'estero, i bellunesi all'estero, i veneti all'estero desiderano che si compia. A voi. Grazie a Tiziana Bolognani con Oscar De Bona per questo collegamento. Noi ora torniamo a Padova, dove ieri pomeriggio in tanti da tutto il Veneto si sono dati appuntamento per il Pride, per sostenere le famiglie cui la Prefettura ha revocato l'iscrizione dei figli all'anagrafe. In testa al corteo anche Daniela Santoro, trevigiana, tra le fondatrici dell'associazione Arcobaleno. Ecco, dovremmo vedere il servizio. No, allora c'è qualche problema con il servizio. Allora dalla manifestazione di Padova andiamo a Venezia per la manifestazione LGBT da Santa Margherita a Rialto per lanciare il Laguna Pride del prossimo 24 giugno. Secondo i manifestanti che hanno chiamato questa manifestazione passeggiata indecorosa, e questo è il titolo del servizio, così i colleghi dalla regia possono trovarlo, secondo i manifestanti appunto le discriminazioni e l'intolleranza sono in aumento anche in città. Vogliamo una scuola e un'università che ci insegni il sapere critico, che rispetti le nostre identità e che ci insegni a ribaltare questo mondo oppressivo. Vogliamo una Venezia diversa, colorata, aperta, indecorosa. Una passeggiata indecorosa, l'hanno definita, rumorosa e colorata, da Campo Santa Margherita a Rialto per lanciare il Laguna Pride del 24 giugno. Un appuntamento che chiama a raccolta una comunità che rivendica il diritto ad un'esistenza degna, denunciando una violenza che nei casi più gravi è fisica e psicologica, in altri addirittura istituzionale e burocratica. Perché scuola, università, servizi sanitari, posti di lavoro, spazi pubblici e amministrativi, affermano questi ragazzi, sono ancora pieni di stereotipi e pregiudizi. Come collettive realtà queer e transfemministe abbiamo sfilato per le calli della nostra città per lanciare un appuntamento importantissimo che vedete qui alle mie spalle sul ponte di Rialto. Il prossimo 24 giugno si terrà a Venezia il Laguna Pride, il primo Pride che a Venezia dopo tantissimi anni, e lo facciamo appunto perché i nostri corpi, le nostre identità sono sotto attacco. È venuto il momento di alzare la voce e riprenderci le città per città appunto che siano libere per le persone di esprimere le proprie identità, per appunto la volontà di essere noi stesse e di camminare tranquille.
Le tematiche sono anche locali, perché da Venezia al suo entroterra, sostengono a Laguna Pride, le condizioni di povertà si stanno acuendo, come dimostra l'emergenza abitativa, e chi non risponde alla norma costituita subisce forme di discriminazione ancora più intensa. Anche per questo la manifestazione del 24 giugno. Per tutti i diritti delle persone che dall'identità queer alle persone razzializzate, le donne, le persone disabili possano finalmente trovare uno spazio e una piazza per sé. Restiamo a Venezia ora per tornare a parlare del Palio delle Repubbliche Marinare con la competizione ieri vinta da Genova. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo telefonicamente con il nostro collega Maier. Buongiorno. Buongiorno Marta, tra i nostri telespettatori buona domenica. Sì, dicevi giustamente, Genova ieri si è aggiudicata l'edizione del Palio dell'Antica Repubblica Marinare, oggi è un po' la giornata dedicata ai commenti, all'analisi di una bella giornata, quella di ieri, che ha avuto una splendida cornice di arrivo nella Punta della Salute, proprio davanti alla Basilica. È stata una competizione davvero agguerrita, tutti e 4 gli armi hanno dato il meglio di sé. Ha vinto Genova con pieno merito, dobbiamo dirlo. Genova che si è aggiudicato il palio anche lo scorso anno, quindi ha concesso il bis, un equipaggio molto ben rodato. Venezia ha fatto comunque una buona figura, si è classificata al secondo posto. È il terzo anno che Venezia arriva a sfiorare la vittoria, ma si deve accontentare poi del secondo posto. Genova comunque ha fatto vedere di avere una marcia in più dopo la partenza in cui l'armo veneziano, contrassegnato dal verde, era scattato bene in testa. Dopo circa 500 metri l'equipaggio di Genova si vedeva che era in piena rimonta e ha assestato dei colpi con grande continuità, riuscendo a giudicarsi poi la vittoria, a completare il percorso di 2000 metri in 8 minuti e 13 secondi. Venezia è arrivata più distaccata di circa 13 secondi, poi è stata la volta di Amalfi, quindi Pisa a chiudere la classifica delle 4 antiche repubbliche marinare. Città marinare che si sono ritrovate a Venezia, come era già accaduto nel 2019, all'insegna dell'agonismo, dello sport, ma anche dell'amicizia, ed è questo il concetto che ha visto anche il sindaco Luigi Brugnaro voler sottolineare, nel senso ha detto il primo cittadino veneziano: siamo qui per una sfida di sport, ma poi dobbiamo essere tutti uniti per migliorare il nostro paese, riferendosi chiaramente all'Italia, e un appello alla competizione ma anche all'unità tra le 4 città che erano poi rappresentate dal sindaco Brugnaro, dai rispettivi sindaci. Un'ottima organizzazione, bisogna dirlo, da parte di Vega, che ha curato ogni dettaglio, una cornice fantastica di arrivo, un percorso che non ha avuto alcuna contestazione durante i 2000 metri, e quindi anche un grande fair play da parte di tutti gli equipaggi quando sono saliti sul palco per ricevere i loro premi e medaglie di questa gara. Grazie Lorenzo per questo collegamento. Stiamo vedendo queste meravigliose immagini del Palio delle Repubbliche della città di Venezia in questo scenario davvero unico della Laguna di Venezia. Grazie dunque a Lorenzo Maier per questo collegamento. Termina qui la prima edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore. A tutti un buon pomeriggio, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo Mercatino dell'Usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Perturbazione atlantica sul nostro territorio. Il tempo risulterà alquanto instabile. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 4 giugno.
Sul Veneto avremo molte nubi a fronte di alcune schiarite. Avremo varie fasi di precipitazioni a carattere sparso, localmente deboli ma a tratti anche temporalesche. Temperature in calo, minime tra 14 e 17 gradi, massime tra i 20 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà spiccatamente variabile con un'alternanza di sole e nubi, ma con rovesci e temporali possibili già in mattinata. Non sono escluse piogge localmente intense. Temperature minime comprese tra 15 e 17 gradi, massime sui 22-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancheranno delle schiarite inizialmente, rovesci sparsi poi soprattutto nella seconda parte della giornata. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 23-24 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.